Allo Scrofani Sallustro di Palazzolo Acreide va in scena una sfida cruciale in ottica salvezza tra Palazzolo e Niscemi. I nisseni di Mister Comandatore arrivano dall'importante successo per 3-0 contro la Polisportiva Gioiosa e puntano a consolidare la posizione in classifica, dove contano adesso 12 punti. Dall'altra parte il Palazzolo cerca riscatto dopo il pari per 1-1 sul campo della Neblos. Sono 5 punti all'attivo, i gialloverdi hanno bisogno di una prestazione convincente davanti al proprio pubblico per riaccendere le speranze e salvezza. Il Niscemi si schiera con Di Franco, Calvano, Martinez, Rossi, Messina, Ardes, Mauro, Tomaino, Diaw, Amaya e Torres. Partiamo con il film del primo tempo, subito in verticale la compagine ospite al quinto, lanciato a destra Ardes, ingresso in area di rigore, palla in mezzo, provvidenziale l'intervento di Prop Dessus che anticipa Torres. Al 13esimo ancora molto aggressivo il Niscemi, che stavolta si lancia sulla sinistra grazie alla corsa di Diaw. Il numero 7 entra in area di rigore, tenta il piattone, c'è Dieye e poi soprattutto sulla linea c'è Thomas Ciantino che evita il vantaggio degli ospiti. Al 19esimo il rinvio di Di Franco e un assist per Ardes, ancora Ardes 1 contro 1 con Dieye che gli chiude lo specchio e la mette in calcio d'angolo decisivo il portiere del Palazzolo, ma il Niscemi spinge come lancio profondo, pallone toccato prima da Torres poi da Amaya che riesce ancora a farle arrivare su Ardes. Stavolta la conclusione è Sbilen che termina sul fondo. Minuto 23, apertura sulla destra e un martello, il Niscemi in zona offensiva sul primo palo, tentativo di girata prima di Torres poi di Ardes, in qualche modo allontana ancora il Palazzolo. 42esimo arriva una chance offensiva anche per i padroni di casa con la sfera in verticale per Juan Ciantino, trova lo spazio per il destro che però viene contenuto anche in questo caso in calcio d'angolo da Di Franco. Minuto 43, Diaw si libera a sinistra per il cross, da uno sguardo in mezzo arriva puntuale sul secondo palo Ardes che colpisce di testa e fa 0-1, si sblocca il risultato a Palazzolo Acreide. La trova la rete il Niscemi alla fine dopo un primo tempo di grande livello, la trova grazie all'incornata da parte di Ardes, grazie anche all'assist alla giocata di Diaw a sinistra. Minuto 45, ancora una volta il pressing che funziona, liberata la corsa di Diaw che la controlla con il sinistro, la mette dentro Tomaino, stavolta la svirgola ancora Diaw, prova la conclusione, libera la difesa del Palazzolo, finisce così il primo tempo meritatamente avanti il Niscemi grazie alla rete al 43esimo di Ardes. Possiamo partire col film della ripresa. La prima chance offensiva arriva dopo 5 minuti, il cross di Tomaino stavolta per Torres, sembra tutto fatto con i giri giusti, leggermente alta però la capocciata di Torres che poi fa la sponda per Amaya, tentativo al volo al 61esimo, Dieye si distende e dice no. Minuto 62, Calvano cerca il raddoppio, il Niscemi, il cross del numero 2, colpo di testa da parte di Ardes che mette in difficoltà Dieye che si salva in qualche modo. Al 64esimo ancora Ardes per Amaya, di prima per Tomaino, gioca benissimo la formazione di Comandatore, adesso il pallonetto però termina direttamente sul fondo. Minuto 93, Ardes prova la spazzata, di fatto il suo assist per Parisi che la mette molto bene giù, cade in aria, non c'è nulla per il direttore di gara. Sul proseguio dell'azione arriva la chance dalla distanza del Palazzolo, Di Franco riesce a contenere in presa bassa. Al 94esimo ancora i padroni di casa alla ricerca del pareggio, palla dentro per Bennis che scarta l'avversario, va col mancino, Di Franco in due tempi dice no, finisce così a Palazzolo Acreide. Il Niscemi conquista 3 punti d'oro nella corsa stagionale nel campionato di eccellenza, decide Ardes. Amici di Wii Sport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.